All'indomani dei funerali dei 4 ragazzi morti nell'incidente di Jesolo, una fotografia ha iniziato a fare il giro dei social scatenando reazioni e insulti. Si vede un 33enne della zona con un sorriso beffardo davanti all'epigrafe di una delle vittime, bravata se così si può definire, che gli è costata cara. È stato infatti pestato in una sorta di spedizione punitiva. Tutto è iniziato quando la sorella di Giovanni Mattiuzzo, una delle vittime, ha postato la foto di quell'oltraggio su Facebook. Dopo aver seppellito mio fratello, scrive: vengo a conoscenza di un post di cattivo gusto. A me non frega se avete bevuto o fumato, perché delle persone che si permettono di agire in questo modo davanti a una tragedia del genere devono solo avere dei problemi mentali gravi. Chiudetevi in casa, conclude, e vergognatevi del vostro gesto schifoso. Spero di avere la possibilità di agire legalmente. A commento del post sono iniziati insulti e minacce verso l'autore, che nel pomeriggio è stato raggiunto da 3 individui e pestato davanti a un bar. Erano in 3, racconta, uno di loro mi ha preso a pugni. Una violenza inaudita, prosegue il 33enne padre di famiglia. Ho spiegato che era stato un equivoco, che mi avevano fatto quella foto dopo un turno di 14 ore. Ero stanco e non mi ero accorto di essere sotto l'epigrafe del ragazzo. Ho cercato di spiegarlo anche alla sorella. La famiglia di Giovanni però vuole procedere legalmente.